Grazie Presidente, grazie anche collega Bassi. Sarò, visto anche l'anticipo, abbastanza veloce. Intanto per ringraziare il Presidente Calzavara, l'assessore e la struttura per il lavoro fatto, perché è un lavoro difficilissimo, prescindendo dal fatto che poi si può proporre modifiche o critiche, ma mettere assieme un argomento come questo e portarlo in aula è un lavoro complicato per mille motivi. E quindi io li ringrazio perché siamo finalmente a un traguardo importante, cioè condividiamo un percorso per arrivare a una legge la più condivisa possibile. E non sono ringraziamenti di parata, ma sono sinceri. Darò il mio contributo in queste ore per, se posso, dico ovvio no, migliorare, ma e credo che gli emendamenti che ho presentato andavano, spero, tutti in direzione costruttiva, poi non è detto che vengano accolti, ma non ho immaginato nessun tipo di atteggiamento ostruzionistico e quindi questo sarà il mio senso di lavoro in queste ore. Alcuni argomenti però di tema generale mi premerebbe che poi la legge li facesse propri, magari sono già chiari, ma su questo insisterò, cioè che la legge sia chiarissima, che la legge, prescindendo dall'essere una legge poi rigida o permissiva, questo è un tema politico, ma che non lasci dubbi interpretativi. Quindi tutto il mio contributo sarà quello di cercare di fare in modo che il provvedimento che uscirà dall'Aula, il giorno dopo, tra i cittadini e gli amministratori non crei disagio, perché questo fosse l'unico rischio che non vorrei. E devo dire, il collega Piozzo che ha parlato prima, ma immagino fra poi il collega Zanoni, lo immagino già, rispetto invece a posizioni diverse del collega Bassi, perché siamo come sempre c'è la finestra, no? Io non sono preoccupato del 2050, del Senato e quant'altro. Il Senato la legge non l'ha ancora fatta, quindi se è là che dorme, dorme. Dico solo che questa legge, una proposta di legge di questa natura era qua da 4 anni fa, 5 anni fa. Allora io non sono preoccupato dei prossimi 3 mesi o 6 mesi, un anno. Voglio insieme a voi che si faccia la legge, ma non è che domani il mondo crolli, Non è che domani il mondo diventi speculatore, che quello che non facciamo oggi domani diventa un disastro. Quello che deve essere domani, a mio avviso, deve essere chiarezza per chi poi dovrà confrontarsi con la legge che noi facciamo. Cioè, in un settore delicato non mettiamo, se siamo capaci, della confusione. Non dico che ce n'è, dico che discutendo vediamo che ce ne sia il meno possibile. E quindi eliminiamo, se possibile, tutti i dubbi interpretativi che la legge potrebbe eventualmente dare nel territorio. Ragioniamoci. Io ne ho visti alcuni, posso sbagliare, se vengo corretto sarò contentissimo, perché se mi si convince che alcuni dubbi che ho interpretativi non esistono, ne prenderò atto e sarò contento. Sul passaggio che ho sentito prima, che condivido del Presidente, sì, Presidente, io ti invito, visto che ti ho fatto i complimenti sinceri, di aprire una stagione di revisione della nostra legge urbanistica. L'assessore con i suoi collaboratori, che io ho conosciuto e stimo, è in grado, assieme a te, di mettere finalmente in mano e mettersi in mano alla 11, se ha senso o non ha senso che sia ancora com'è, e PTRC. La squadra che affianca l'assessore e la sua struttura, la storia delle carte che abbiamo in regione, che si chiami aggiornamento, variante, è il momento, abbiamo 3 anni, per parte mia do la massima collaborazione perché non possiamo dire che è vecchio quello che abbiamo, lavoriamo perché si aggiorni quello che serve. E allora probabilmente completando questa legge come uscirà, con un PTRC approvato, una 11 di rivista, avremo un quadro complessivo serio. E siccome ho visto buona volontà da parte tua della Commissione, e l'assessore e la sua struttura sono assolutamente in grado di collaborare su questo, tentiamo lo sforzo, perché se non partiamo subito non ce la faremo. E da parte mia, ripeto, ma credo che di tutti noi, c'è interesse a dare ai Veneti un quadro stabile. E se il PTRC, quello vecchio, è troppo vecchio, prima facciamo quello nuovo meglio, che poi sia quello che abbiamo rivisto, l'assessore ha totale autonomia di decidere qual è la procedura migliore. Però 11 PTRC, so che si sta lavorando sul piano paesaggistico, cioè è ora che da parte nostra diamo collaborazione alla Giunta e all'assessore a fare il prima possibile questo pacchetto con la struttura tecnica che lo sta affiancando. In tutto questo ci aggiungerei, se posso, nelle proposte che faccio all'assessore, so che ne sta lavorando, il regolamento unico regionale potrebbe essere
non dico la legge quadro regionale sull'urbanistica perché la vedo più complicata anche se si può fare, ma il regolamento unico sì, può completare bene questa legge sul contenimento di consumo del suolo. Perché se ci stiamo riappropriando come giunta regionale di una programmazione complessiva, con le difficoltà che avrà, anche come poi applichiamo questa programmazione sul territorio, l'omogeneità male non farebbe rispetto ai regolamenti. Sono dei messaggi che do, però sono all'altre del discorso di oggi. Perché anch'io voglio un Veneto, come si dice, che sia più bello, siamo tutti d'accordo sui principi e lo vorremmo veramente. E abbiamo una fortuna, che nella sfortuna della crisi c'è meno tensione a far leggi adesso di questa natura rispetto a qualche anno fa. Perché se tu facevi la legge sul contenimento di consumo del suolo nel 2005, venivi da gran parte dell'economia veneta messo al muro. Oggi trovi consenso se la fai con minimo di ragionevolezza. Ecco, io chiudo con un'ultima parentesi. Ne ho parlato col Presidente, ne ho parlato con altri. È una mia preoccupazione che spero venga smontata. Ma se non viene smontata, avendo la Giunta in questa legge, io sto parlando della legge, Presidente, che lei propone, cioè non guardo più quello che ho fatto io, ormai questo è il testo su cui stiamo lavorando, quindi non è meglio, questo è il testo. Questo testo ha un perno, che è l'atto che l'assessore e la Giunta produrranno fra qualche mese, gli ottimisti dicono 6 mesi, i pessimisti, l'atto nel quale darà la nuova programmazione regionale sull'urbanistica. Quell'atto darà, io le chiamo le quote per i comuni, chiamatele come volete, quello è l'atto fondamentale. Prima c'è l'analisi, prima ci sono le schede, ma a quel momento la Giunta deciderà sulla base degli indirizzi che diamo noi qual è il futuro della programmazione urbanistica del Veneto. Almeno così ho letto questa legge. Da quel momento, quando la Giunta approverà quella delibera, i comuni, io mi auguro in 8 giorni, no, ma lo dico a modi, dovrebbero adeguare se stessi alla delibera di Giunta. Dipenderà anche, sì, devono adeguare i propri strumenti. Dipenderà anche come la Giunta farà quella delibera, rendere semplice la vita ai comuni per l'adeguamento. Ma su questo confido sul fatto che sarà una delibera di Giunta fatta bene sulla programmazione e chiara per i comuni, perché spendano poco e facciano in fretta. Perché a quel punto il comune torna domino di se stesso, adeguando il proprio strumento ai nuovi parametri che la Regione dà, visto che la SAU viene cancellata. Allora io dico che se questo è, la mia preoccupazione è dal giorno in cui noi approviamo la legge a quando i comuni a quando la Giunta approverà la delibera, noi stiamo discutendo di salvaguardie, leggi salvaguardie, stiamo discutendo di un qualcosa che a mio avviso può creare tanta confusione. Magari non è vero, e se mi verrà spiegato, come si diceva ieri, farò un passo indietro, ma visto che non c'è tensione oggi nel territorio per usare suolo, chi di voi fa il sindaco o l'assessore lo ha fatto sa che oggi i comuni hanno un problema inverso di incassare oneri, perché oggi vanno le varianti verdi, non le richieste di lottizzazione. Quindi oggi non c'è una richiesta di consumo di suolo nel territorio. E siccome della legge parliamo da 2 anni, chi aveva paura se c'era l'avrebbe già usata, ma non la usa nessuno, perché il costo di fare le cose supera l'interesse a fare le cose. Cioè la Tremonti oggi non c'è, neanche nella testa degli imprenditori. Allora io dico, in questi 6 mesi, 1 anno, da quando noi faremo la legge a quando la Giunta darà i parametri veri che nascono da quella legge, non è il caso di non creare dubbi nel territorio e avere una fase, diciamo, come si dice, di moratoria? Cioè a dire l'inizio della legge nasce con la certezza della delibera di Giunta, con la certezza di nuovi parametri e non con una fase in qualche modo che può creare contenzioso, può creare ricorsi, ma anche no. In tutto questo è ovvio che ha senso quanto dico se la Giunta sarà veloce come mi si dice, perché è evidente. Ma se non fosse veloce la Giunta, tanto più potremmo dire che rischiamo di avere un periodo troppo lungo di transitorietà, fatto di deroghe. E anche il collega Pigozzo diceva stiamo attenti alle deroghe. E io preferisco che, paradossalmente, anche se scritte non ci siano, cioè a dire, sono 6 mesi, 8 mesi da oggi a quando la Giunta delibera. Dai 5 anni fa, quando io presentai loro da assessore la legge, ad oggi non è successo niente, no? 5 anni e 8 mesi non credo che diventi un dramma per nessuno. Oppure, se approvavamo 1 anno fa, oggi li avremmo superati. Ma il giorno in cui la Giunta delibera,
da quel giorno potremmo anche ridurre le deroghe, perché il Comune ha l'obbligo di mettersi in allineamento. Ecco, io ho questa preoccupazione grossa, cioè questa fase, diciamo, intermedia, ma ne discuteremo nelle prossime ore, darò il mio contributo e come spero sia capito, solo perché la legge vada avanti, e invito l'assessore e la sua struttura che stimo a mettere in piedi anche tutti gli strumenti per quello che oggi non è qua, ripeto, legge 11, regolamento unico e il PTRC, sul quale so che hanno lavorato col cuore, con intensità, e forse meriterebbe lo sforzo fatto dagli uffici su quel piano di portarlo veramente in aula per poterne discutere. Grazie a tutti voi.